Quarta corsa dall'Arcoveggio, ancora puledri di 3 anni, Dedemar, Desdemona Lakshmi, Drago Kapar, Durban dei Greppi, Dalia Lud, Dubai Thor. Seconda linea dai Kiripiz, Dimpianap SM, Dolly F. Favori per Dalia Lud e Drago Kapar vicini nella valutazione in chiusura. Macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Dalia Lud che si avvantaggia nei confronti di Drago Kapar. Al largo rimane Durban dei Greppi. In terza posizione dovrebbe essere Dedemar davanti a Daikiri Piz. Intanto va via di Lena, allieva di Matteo Zaccherini. Completa in 14,4 il primo parziale di gara. E ora si riavvicina Drago Kapar sul rallentamento imposto dal battistrada. 29,9 per i primi 400 metri di gara, terza posizione in corda per Dedemar, poi Daikiri Piz, mentre per corsie esterne è rimasto Durban dei Greppi. Anche Dubai Thor nelle posizioni di retroguardia, intanto 45,7. Sul rallentamento ora continua a guidare comunque tranquillamente Dalia Lud nei confronti di Drago Kapar e Dedemar. All'esterno sono in 3. Durban dei Greppi, Dubai Thor e Dolly F. E ora ulteriore rallentamento. E si arriva così al chilometro nell'ordine dell'1:17,6. Non cambia nulla tatticamente con Dalia Lud che continua a comandare la gara al ritmo che preferisce. Ora lo scatto in terza ruota da parte di Dubai Thor che è in anticipo e cerca di sorprendere Dalia Lud che appare in difficoltà già a metà della curva conclusiva. Si avvantaggia Dubai Thor a 200 dalla conclusione, ingresso addirittura d'arrivo con Dubai Thor che allunga in scioltezza e viene a concludere isolato. Dubai Thor, primo piano per Dubai Thor, mentre al secondo finisce Dolly F davanti a Dimpianap SM. Dubai Thor, gran progressione sulla retta opposta all'arrivo, ma deludente veramente Dalia Lud che dopo aver fatto i propri comodi già sulla curva conclusiva era in difficoltà. E ha finito col cedere nettamente, vince invece Dubai Thor con il sediolo Giuseppe Franco per la scuderia Zaconjo, training di Holger Ellert. Rivediamo le immagini dell'arrivo con il bel successo di Dubai Thor, Giuseppe Franco in sediolo. Il secondo lo conquista invece a larga distanza Dolly F che precede Dimpianap SM. 6,98 l'arrivo della quarta corsa Arcoveggio.